Buongiorno a tutti. Iniziamo il Consiglio con l'appello. Grazie. Buongiorno a tutti. Procedo con l'appello. Sarto Marco. Presente. Montisano Vera. Presente. Perissinotto Nicola. Assente giustificato. Zia Paolo. Presente. Canta Elisa, assente giustificata. Di Vece. Presente. Trevisan Elisa. Presente. Bravin Rachele. Presente. Finotto Alberto Fabio. Guglielmini Pierino. Battistuta Diego. Presente. Tamassia Evaristo. Presente. Marchesan Rocco. Presente. Boso Arianna. Presente. Boatto Giuseppe. Presente. Miollo Carlo. Presente. Basolino Antonio. Presente. Assessori esterni Antelmo Luca. Sì. Berardo Giampietro. Presente. Doretto Catiuscia. Presente. Munerotto Mattia. Vengono nominati scrutatori i consiglieri Boatto, Baso e Di Vece. Iniziamo dal punto 1 all'ordine del giorno, approvazione verbali, seduta precedente. Si chiede l'approvazione dei verbali della seduta precedente dal numero 24 al numero 30. La documentazione l'avete ricevuta, possiamo passare all'approvazione. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Passiamo al punto 2, approvazione della variante numero 27 al piano degli interventi, in recepimento di un accordo di pianificazione ex articolo 6 legge regionale 11/2004, relaziona il consigliere Tamassia. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Con delibera del Consiglio Comunale 9 del 3 aprile 2025, questa amministrazione ha accolto e approvato la proposta di accordo di pianificazione formulata dalle ditte Schiavon Laura, Schiavon Gloriana e Schiavon Monia, proprietarie dell'area sita in Caula in via Isonzo, denominata Albergo Schiavon, finalizzata alla modifica della zona territoriale omogenea da D5 a B1 al fine di realizzare un fabbricato ad uso dei residenziali attraverso un intervento di riqualificazione del volume esistente con applicazione di Veneto 2050. Con il medesimo provvedimento è stata adottata la variante al piano interventi numero 27, dato atto che la variante è stata pubblicata nei termini previsti, che non sono pervenute osservazioni, che il Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole, che il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha espresso parere favorevole, dato atto che la presente variante non rientra nell'ambito di applicazione della VAS, dato atto altresì che le ditte si sono obbligate a dare attuazione alla previsione della variante urbanistica nei termini di 12 mesi dall'approvazione della variante stessa, si chiede di deliberare di approvare la variante numero 27 al piano di interventi di recepimento dell'accordo di pianificazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del numero 37 del 25 giugno 2024. Grazie. Se ci sono chiarimenti o interventi su questo punto, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. A riguardo del punto espresso esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Anche noi voto favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Buongiorno, voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Passiamo al punto 3. Approvazione schema di convenzione finalizzato al rilascio del permesso di costruire convenzionato in attuazione degli obblighi assunti dalla ditta DEA SRL nell'ambito dell'accordo di pianificazione approvato con... cos'è questo, scusami? DCC. Delibera di Consiglio. Ok, con delibera di Consiglio Comunale numero 3724 e individuazione di alloggi riservati all'edilizia convenzionata. Relazione il consigliere Tamassia. Sì, grazie. Con delibera del Consiglio Comunale 37 del 25 giugno 2024 è stato approvato l'accordo di pianificazione promosso dalla ditta Caorle Mare SRL relativo all'area sita in Porto San Margherita denominata ex Garuda. Con delibera del Consiglio Comunale numero 67 del 30 dicembre 2024 è stata approvata la variante al piano degli interventi numero 26 di recepimento dell'accordo suddetto.
Con tale variante, al PI vigente è stata modificata la destinazione urbanistica dell'area da zona per attrezzature di interesse pubblico in zona privata residenziale. Con l'accordo di pianificazione prevede sull'area sopracitata la realizzazione di un complesso residenziale pari a 3.900 m², di cui a titolo di beneficio pubblico il 10% della possibilità edificatoria, pari a 390 m², è vincolato alla realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata da riservarsi alla residenza stabile dei soggetti aventi titolo conformemente ai requisiti stabiliti dal vigente regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti in regime di edilizia convenzionata. Dato atto che la ditta Caorle Mare ha sottoscritto e registrato l'atto d'obbligo dell'accordo di pianificazione, che tale atto d'obbligo prevede l'impegno della ditta a sottoscrivere, prima del rilascio del permesso di costruire, apposita convenzione atta a regolare la messa a disposizione della quota del 10% della superficie utile residenziale da destinare a residenza convenzionata, che in data 18 febbraio 2025 la società Caorle Mare ha presentato l'istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un complesso residenziale costituita da 3 fabbricati per complessivi 4.016,68 m², pari a 3.900, più l'incremento di 116,68 in applicazione del decreto legislativo 28/2011, che in data 19 maggio 2025 è stata comunicata la fusione della società Caorle Mare nella società DEA SRL, che in data 24 luglio 2025 la DEA SRL ha depositato tavola grafica da allegare alla convenzione di cui trattasi, ove sono individuati 6 alloggi da assegnare a edilizia convenzionata. Dato che gli alloggi, in numero di 6, sono così costituiti, composti da un soggiorno cucina, 2 camere tipo matrimoniali superiori a 14 m², un bagno e un ripostiglio, e risultano avere una superficie utile edilizia pari a 66,35 m² ciascuno, escluso terrazze, posto auto scoperto di pertinenza e in alcuni casi anche verde esclusivo. Preso atto delle modalità di calcolo di prezzo massimo di vendita, riferito ai m² di superficie commerciale di ciascun alloggio convenzionato, calcolato in contraddittorio con l'ufficio urbanistico, applicando quanto previsto dalla legge regionale 4299, dal decreto ministeriale 801 del 77 e dal DPR 380/2001, e alla luce del capitolato d'appalto depositato agli atti è risultato pari a 2.700 euro al m² commerciale. Visto lo schema di convenzione depositato, si chiede di deliberare di approvare l'allegato schema di convenzione unitamente al tavola A ad oggetto individuazione alloggi a prezzo calmierato. Ricordo che i 2.700 euro al m² sono il prezzo massimo di vendita, potrebbe essere solamente ridotto alla fine dei lavori in fase di consuntivo. A 6 mesi dal rilascio del permesso di costruire, il Comune deve fare almeno 3 bandi per la selezione degli immobili in edilizia convenzionata. Se non dovessero essere assegnati con i 3 bandi, torneranno alla ditta, che dovrà ovviamente ripagare quello che non ha pagato di oneri e di contributo straordinario. Grazie. Se ci sono interventi o richieste di chiarimenti sul punto? Nessuna. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 4 all'ordine del giorno. Acquisizione di forniture, servizi e lavori ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo numero 36/2003. Approvazione schema di convenzione di adesione alla stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Venezia per la durata di anni 5. Relaziona l'assessore Berardo. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. La delibera ha per oggetto l'approvazione dello schema di convenzione con la Città Metropolitana di Venezia per delegare alla stazione unica appaltante della Città Metropolitana l'affidamento di forniture e servizi di importo superiore a 140.000 e di lavori di importo superiore a 500.000 euro.
Il decreto legislativo 36 del 2023, Codice di contratti pubblici, entrato in vigore a luglio del 2023, all'articolo 62 stabilisce che le stazioni appaltanti devono essere qualificate per effettuare affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti 140.000 e dei lavori di importo superiore a 500.000. Le stazioni appaltanti non qualificate possono ricorrere a una centrale di committenza qualificata per gli affidamenti di importi superiori alle suddette soglie. In seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti nel 2023, il Comune di Caorle ha ottenuto la qualificazione sia per l'affidamento di lavori che per l'affidamento di servizi e forniture. La qualificazione deve essere aggiornata ogni 2 anni e il 30/6/2025 è scaduta la qualificazione conseguita nell'anno 2023. Per continuare ad operare sarebbe necessario reiterare la procedura di qualificazione e potrebbe essere difficoltoso raggiungere e mantenere nel tempo i medesimi livelli di qualificazione conseguiti. Nel 2023, tenuto conto che in fase di prima qualificazione sono stati riconosciuti dei bonus che adesso non sono più applicabili. La qualificazione presuppone inoltre la costituzione di una struttura organizzativa stabile e pertanto il personale assegnato all'ufficio della stazione appaltante non può essere impegnato in altre attività. A causa del continuo turnover e della generale difficoltà di reclutamento del personale tecnico, risulta particolarmente difficoltoso garantire un'adeguata formazione del personale e talvolta risulta necessario impiegare temporaneamente il personale assegnato alla stazione appaltante anche ad attività di supporto ad altri uffici, ad esempio le procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali. Il codice di contratti, in caso di dichiarazione tesa a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione non sussistenti quali, in particolare la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività, prevede la revoca della qualificazione e l'irrogazione di sanzioni fino a €1.000.000 da parte dell'ANAC. È stato ritenuto pertanto opportuno non procedere all'aggiornamento della qualificazione della stazione appaltante e ricorrere alla stazione unica appaltante della città metropolitana di Venezia per l'affidamento di forniture e servizi di importo superiore a €140.000, lavori di importo superiore a €500.000, lavori di importo superiore a €150.000 relativi a interventi finanziati dal PNR. Durata della convenzione 5 anni, salvo recesso, costi per il Comune. Il 25% degli incentivi per le funzioni tecniche di cui l'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023. Contributo forfettario in proporzione all'importo a base di gara. Per importi a base di gara fino a 500.000 0,30%. Per importo a base di gare oltre 500.000 o 0,08%. Sia gli incentivi per le funzioni tecniche di cui l'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023 che il contributo da corrispondere alla stazione unica appaltante della città di Venezia troveranno copertura nelle risorse che verranno stanziate per i singoli affidamenti. L'adesione alla Convenzione non esclude l'eventuale ricorso ad altre stazioni appaltanti qualificate. In conseguenza del mancato rinnovo della qualificazione viene meno anche la convenzione tra il Comune di San Stino di Livenza, con cui è stata costituita la centrale unica di committenza, tra i comuni di Caorle e di San Stino di Livenza. Grazie. Se ci sono interventi o richieste di chiarimento su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto, parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? All'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità. Punto 5. Veritas SPA, ASVO SPA. Gestione integrata dei rifiuti urbani e altri servizi pubblici locali. Operazioni societarie straordinarie per l'aggregazione tra gestori di servizi pubblici locali. Relazione all'assessore Montisano. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. I soggetti interessati dall'operazione straordinaria di aggregazione sono Veritas SPA e ASVO SPA. Veritas è una società a capitale interamente pubblico detenuto da enti locali e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete, tra i quali il servizio idrico integrato e il servizio di igiene ambientale. Attraverso il Comitato di Coordinamento e di Controllo, i comuni soci di Veritas esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, questo in virtù di quanto previsto dallo Statuto societario e dalla Convenzione intercomunale sottoscritta.
ASVO SPA è nata dalla trasformazione in società per azioni del consorzio Covenor, alla quale è stato confermato l'affidamento del servizio pubblico locale di igiene ambientale da parte dei comuni soci, che sono Annone Veneto, Caorle, Cinto Cammaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Porto Gruaro, Gruaro, Pramaggiore, Porto Gruaro, San Michele Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto. L'aggregazione tra ASVO e Veritas è iniziata già da tempo, infatti Veritas detiene già una partecipazione di controllo in ASVO SPA, corrispondente al 55,75% del capitale sociale, mentre la restante parte è detenuta dagli originari comuni soci di ASVO. Per effetto della predetta operazione di integrazione e a seguito di apposita deliberazione consigliare dei comuni soci, Veritas esplitava tramite la controllata ASVO il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani anche nel territorio dei comuni soci di ASVO, assicurando così la gestione unitaria del servizio pubblico sull'intero bacino territoriale. La fase finale dell'operazione di aggregazione tra ASVO SPA e Veritas SPA è stata articolata inizialmente in 3 passaggi. Affitto del ramo d'azienda relativo all'igiene urbana di ASVO SPA, l'acquisto da parte di Veritas del ramo d'azienda relativo all'igiene urbana. 3. La fusione per incorporazione di ASVO in Veritas. Questo percorso è coerente sia con le indicazioni fornite dal legislatore in tema di società a partecipazione pubblica di servizi locali a rilevanza economica, sia con la disciplina del settore di gestione integrata dei rifiuti urbani. Si caratterizza per il superamento della frammentazione delle gestioni, per il conseguimento di adeguate dimensioni, per il raggiungimento di economie di scala e per la massimizzazione dell'efficienza del servizio. Il 14 novembre 2023 è stato sottoscritto il contratto di affitto del ramo di azienda dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 tra Veritas ed ASVO, avente ad oggetto le attività afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei comuni soci, prorogato con successivo atto fino al 31 dicembre 2025. Successivamente, nell'adunanza del 18 aprile 2024, il Comitato di Coordinamento e Controllo di Veritas ha preso atto della sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d'azienda e deliberato la conferma dell'operazione di aggregazione e fusione per incorporazione di ASVO in Veritas. Operazione da portare a termine nel più breve tempo possibile, senza step intermedi, senza acquisto del ramo d'azienda inizialmente previsto e procedendo invece preliminarmente all'acquisizione da parte di Veritas delle azioni di ASVO ancora detenute dai comuni. L'acquisto delle azioni è propedeutico alla fusione per incorporazione di ASVO in Veritas. Si specifica che tale operazione non comporterà la costituzione di una nuova società. Complessivamente, per l'acquisto delle azioni di ASVO, il corrispettivo che Veritas corrisponderà ammonta ad euro 6.859.019,06, versato in denaro, e ad euro 6.858.856,50 mediante azioni di Veritas, da questa detenute ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile. Veritas procederà anche all'acquisizione di azioni proprie dai comuni soci della stessa, ma non anche soci di ASVO SPA, al fine di cederli ai comuni di soci ASVO. Con la delibera di oggi si approvano le successive fasi di integrazione di ASVO e Veritas, aventi lo scopo di portare a termine l'operazione di aggregazione delle due società. In particolare si delibera l'acquisto da parte di Veritas delle azioni di ASVO, ancora detenute dai comuni, in modo tale che Veritas acquisisca la proprietà dell'intero capitale sociale di ASVO. Per il Comune di Caorle la cessione delle azioni ASVO verrà pagata mediante 8.675 azioni di Veritas dal controvalore pari ad euro 1.097.387,50 e in denaro per euro 1.333.620,50. Si approvano inoltre la fusione per incorporazione delle due società, la rinuncia al diritto di prelazione e di opzione spettanti al Comune di Caorle, lo schema dei patti parasociali tra gli enti locali azionisti e le modifiche allo statuto connesse al progetto di aggregazione. Infine si delibera di impegnare gli organi e gli uffici di questa amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto si renda necessario per l'esecuzione della presente delibera e si dà mandato al sindaco di approvare tutte le delibere societarie e gli atti che si rendano necessari per l'esecuzione sia del processo di integrazione che delle operazioni straordinarie, in modo tale da garantire la prosecuzione delle gestioni dei servizi a mezzo Veritas SPA. Grazie.
Interventi o richieste di chiarimento su questo punto? Passiamo dunque alla votazione, alle dichiarazioni di voto, scusatemi. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, noi voto di astensione. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Astenuti? Per questa non c'è da votare l'immediata eseguibilità e passiamo al punto 6. Ratifica variazione di bilancio approvata in via d'urgenza con deliberazione della Giunta Comunale numero 169 del 19 giugno 2025 avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e contestuale variazione al PEG 2025-2027. Relaziona l'assessore Montisano. Grazie Presidente. Si procede a ratificare la delibera giuntale numero 169 del 19 giugno 2025, con la quale è stata approvata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027 e contestuale variazione al PEG. La delibera di Giunta trova origine dalla necessità di provvedere con urgenza alla copertura della maggior spesa, pari ad euro 30.000, relativa ad interventi di sistemazione del verde. L'incremento della spesa ha trovato copertura con la riduzione del capitolo di spesa relativo alla realizzazione di aree a parcheggio. Grazie. Richieste di chiarimento o interventi su questo punto 6? Prego, capogruppo Miollo. Sì, grazie Presidente. Solo per sapere quali erano le aree a parcheggio su cui poi sono distratte queste... Cioè, se era un capitolo generico? No, era un capitolo, quello per l'area dell'ex Messico, che in realtà le spese previste erano superiori a quelle che sono state in realtà, quindi c'erano delle somme disponibili e sono state spostate. Grazie. Se non c'è altro, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto contrario. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto contrario. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Contrari? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Approvata. Punto numero 7. Variazione al documento unico di programmazione 2025-2027, assestamento generale di bilancio per gli esercizi 2025-2027 e ricognizione sul permanere degli equilibri di bilancio. Relazione all'assessore Montisano. Grazie. L'articolo 193 del TUEL dispone che almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, il Consiglio Comunale provveda a deliberare in merito al permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso contrario, di adottare tutte le misure, i provvedimenti e le iniziative necessarie al ripristino del pareggio, al ripiano di eventuali debiti fuori bilancio ed all'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. I dirigenti ed i responsabili del settore autonomo hanno provveduto a fornire al settore finanze le informazioni necessarie ad analizzare i dati della gestione finanziaria. Dall'esame dei fabbisogni in relazione all'andamento della gestione e all'attuazione degli obiettivi del DUP, oltre che dalle priorità indicate dall'amministrazione, è emersa la necessità di approvare alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. La variazione odierna prevede l'applicazione di avanzo disponibile per spese in conto capitale per euro 121.000 e di avanzo accantonato per euro 70.000. Vi sono inoltre compensazioni tra capitoli di spesa e di recepimento di entrate sia per incremento rispetto a quanto previsto in base all'andamento della gestione sia in seguito a nuove situazioni che si sono andate a creare durante l'anno. Tra gli incrementi di entrate, tra le altre, si rilevano euro 21.000 per maggiori rimborsi da esito contenziosi, euro 19.900 quali maggiori diritti di istruttoria pratiche di concessioni demaniali e canoni di concessione demaniale ed euro 110.000 per l'aggiornamento delle previsioni di entrata dell'addizionale comunale all'IRPEF. Qui è preciso che nella bozza di delibera che è stata inviata a mezzo PEC venerdì scorso
Erroneamente, nella tabella riguardante le variazioni in entrate del settore finanze, i 110.000 euro portano un'indicazione generica di incremento delle entrate in base all'andamento dei tributi, mentre andava specificato che l'incremento si riferisce all'addizionale comunale all'IRPEF. Vengono inoltre inseriti a bilancio i seguenti contributi: euro 80.000 quale contributo regionale per grandi eventi, euro 52.600 per il contributo regionale al trasporto pubblico locale, euro 50.000 per il contributo regionale Fondo Unico del Turismo ed euro 200.000 per il contributo regionale per i lavori presso il Palazzetto Vicentini. Inoltre si recepisce l'accensione di un mutuo agevolato con l'Istituto di Credito Sportivo, pari ad euro 395.000. Tale finanziamento beneficerà di un contributo in conto interesse, avendo la finalità di finanziare i lavori del Palazzetto dello Sport. La vendita di azioni ASVO, di cui al punto 5 dell'ordine del giorno odierno, comporta un'entrata di euro 2.431.008, di cui euro 1.333.620,50 finanzieranno spese di investimento, mentre i restanti euro 1.097.387,50 verranno utilizzati in contropartita per l'acquisto delle azioni Veritas. Al settore finanze, per quanto riguarda le spese in conto capitale, sono destinati euro 10.000 per l'acquisto di hardware ed euro 5.000 per l'acquisto di arredi per gli uffici. In merito alla spesa corrente si impegnano euro 40.000 per le maggiori spese legali previste, euro 20.000 quali maggiori spese per il rimborso di tributi, euro 10.000 per l'incremento delle spese per i servizi informatici. Ammontano rispettivamente ad euro 20.000 ed euro 9.000 gli incrementi di previsione di spesa relativi agli incarichi vari e a costi per la riscossione dei tributi. Si evidenzia inoltre che ammonta ad euro 98.000 il risparmio di spesa per interessi passivi a seguito della rinegoziazione dei mutui e all'andamento dei tassi di interesse. Al settore servizi alla persona vengono destinati, per spese in conto capitale, euro 30.000 necessari per gli acquisti relativi alla realizzazione dell'evento Azzurro Caorle. Vengono invece stanziati per le spese correnti euro 125.000 per la realizzazione di grandi eventi ed iniziative natalizie, euro 20.000 per contributi ad iniziative sportive ed euro 30.000 quale contributo per la ricorrenza della festa della Madonna dell'Angelo. Si destinano 35.000 euro per i trasferimenti alla Fondazione Caorle Città dello Sport a seguito di attività aggiuntive presso lo stadio comunale. Per quanto riguarda il settore tecnico, in merito alle spese in conto capitali, vengono stanziati euro 1 milione per gli investimenti di riqualificazione di via Gritti, euro 480.620,50 per il completamento del lungomare Trieste ed euro 150.000 per la sistemazione della pavimentazione di via Roma. Per le manutenzioni vengono destinati euro 12.000 per un intervento presso il municipio, euro 70.000 per il campeggio comunale, euro 97.000 per le opere di urbanizzazione. Infine, per la spesa corrente vengono stanziati euro 35.000 per spese relative agli eventi natalizi ed euro 27.000 per incarichi professionali. Con la presente delibera, inoltre, si rende necessario apportare modifiche al programma triennale delle opere pubbliche. Specificatamente si riprogramma l'intervento previsto nel 2027 per euro 1.200.000 relativo alla riqualificazione di via Gritti, inserendo nel 2025 euro 1 milione per la riqualificazione della sola via Gritti e nel 2026 euro 270.000 per la riqualificazione di via Erico il Rosso. Nell'anno 2025 vengono inseriti il completamento del lungomare Trieste per euro 480.000 ed il terzo stralcio delle manutenzioni straordinarie strade per euro 350.000. Anche qui preciso che nella delibera inviata a mezzo PEC venerdì della scorsa settimana c'è un errore di digitazione in merito a via Gritti. Erroneamente è stato indicato che l'importo dell'opera da eliminare corrisponde ad euro 2.700.000, mentre l'importo corretto da descrivere era 1.200.000 come indicato nel precedente piano triennale delle opere pubbliche. Si delibera infine, sulla base della relazione del responsabile del settore finanziario, il permanere degli equilibri generali di bilancio 2025-2027, non essendo stati rilevati squilibri nella gestione di competenza, di cassa e dei residui, tali da far prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione o l'esistenza di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del TUEL in misura tale da compromettere gli equilibri di bilancio. Grazie. Se ci sono interventi o richieste di chiarimento su questo punto.
Passiamo alle dichiarazioni di voto e in particolare viene messa in votazione questa delibera con le modifiche che sono state indicate. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto, parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego, Capogruppo Miollo. Grazie, voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Approvata. Punto numero 8. Riconoscimento di debito fuori bilancio. Sentenza numero 378/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia. Relaziona l'assessore Montisano. Grazie. Ricordando che l'articolo 190 del testo unico fornisce un elenco tassativo dei casi in cui gli enti locali provvedono al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, che il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale ha la funzione di far rientrare l'obbligazione, non prevista in sede di programmazione annuale, all'interno della contabilità dell'ente e contestualmente di individuare le risorse disponibili per farvi fronte. Che con le sentenze emesse delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado rientrano tra le fattispecie previste dal testo unico. Con la delibera di oggi si procede al riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza numero 378 del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, notificata al Comune di Caorle con protocollo numero 24.779 del 1 luglio 2025. Tale sentenza ha annullato il diniego a rimborso Tari alla parte ricorrente, condannando ASVO SPA al pagamento delle somme oggetto di istanza per le annualità per le quali non sia maturata la prescrizione quinquennale, con i relativi interessi e con compensazione delle spese di lite. Tale debito ammonta ad euro 11.830,65 e trova copertura nel capitolo di spesa sgravi e restituzioni di tributi del bilancio del corrente esercizio finanziario. Si precisa che l'originario ricorso era stato depositato contro il Comune di Caorle e contro ASVO SPA, che ASVO è intervenuta nelle fasi di giudizio poiché era il gestore incaricato da parte dell'ente per il servizio di accertamento e riscossione della Tari, che l'onere della sentenza ricade sul Comune di Caorle in quanto è nel suo bilancio che sono stati incamerati gli introiti della Tari. Grazie. Richieste di chiarimento o interventi su questo punto? Prego, Capogruppo Miollo. Sì, grazie Presidente. No, solo per così condividere una riflessione, perché da quello che abbiamo appreso anche durante la discussione del punto in Commissione appare che ci sia quantomeno una frattura di comunicazione, se non di buonsenso, perché mi pare di capire che la questione qui era tutta sviluppata da un punto di vista tecnico, nel senso che l'oggetto del contendere era su una quantificazione delle metrature su cui applicare poi la tassa. Allora io dico, probabilmente bisogna arrivare ad una sentenza che poi abbia degli esiti comunque incerti per riuscire a fare una verifica di questo tipo, credo di no. Cioè, forse sarebbe stato auspicabile una maggiore relazione. Questo mette in evidenza evidentemente anche quelli che sono i limiti dei rapporti tra i comuni e i vari enti, perché sì, io credo che mandare fuori un tecnico comunale a fare una misurazione sui metri quadri, ancora in fase di dubbio, diciamo, sulla questione, avrebbe risolto la questione senza esporci a un debito fuori bilancio di 11.000 euro. Quindi presumo che, insomma, che per il futuro, auspico che per il futuro questioni di questo tipo non debbano arrivare davanti a un tribunale, ma che si possano dirimere attraverso, insomma, un po' di buonsenso per andare a capire se il ricorrente mette una questione in termini di metri quadri, mandiamo fuori un tecnico a misurare i metri quadri e cerchiamo di arrivare a risolvere la questione, perché insomma, si può arrivare in tribunale per una roba del genere dal mio punto di vista, forse però adesso non vorrei banalizzare diciamo gli iter, i percorsi. Grazie. Prego
Assessore. Allora, in parte che la questione del contendere è stata gestita direttamente da ASVO in quanto ente, nasce tutto da questo, nel senso che la Tari è un tributo in autoliquidazione, quindi i conteggi vengono fatti su quello che viene liquidato. Poi è successo questo disguido, quindi in realtà ASVO, quando noi abbiamo ricevuto il ricorso, ha detto no, bisogna costituirsi perché è in autoliquidazioni, quindi noi dobbiamo liquidare in base a quello che il contribuente ha dichiarato. Qui nasce un po' la cosa del contendere. Poi in realtà io tecnicamente penso che, nel senso, mi viene da pensare, cioè da quello che ho letto, insomma, ASVO ha sostenuto la sua tesi, nel senso sei tu contribuente, essendo in autoliquidazione, a dover dimostrarmi che c'è stato il cambiamento, che c'è stata la modifica. Se tu non me lo fai, io continuo a liquidarti questo. Quindi diciamo un po' è mancata questa loro puntavano su questa cosa. In realtà la Corte di Giustizia dice che sì, è in autoliquidazione, però nel momento in cui il contribuente ti dimostra che la superficie è diversa, per gli anni in cui non c'è stata prescrizione gliele devi restituire. ASVO era convinta che basando la sua difesa su questo non si arrivasse a questo esito. Adesso, per carità, noi rileviamo il debito fuori bilancio, però questo non ci esime eventualmente ad un eventuale ricorso appunto su proposta di ASVO. Noi adesso siamo obbligati a recepire il debito. Sì, questo è un tecnicismo. Dopo, quanto afferma un consigliere di mandare fuori un tecnico, però in realtà materialmente non la gestiamo noi, perché noi anche i conteggi e tutto quanto ci arriva direttamente dall'ente esterno, quindi dovrebbe essere ASVO che fa fare questo controllo. Però ripeto, essendo in autoliquidazione mi baso su quello che tu mi hai autodichiarato. Sì, no, grazie, mi ha chiarito alcuni passaggi, ma sostanzialmente emerge questo difetto, comunque questa frattura di comunicazione tra Comune e ASVO, che diventa sempre più difficile e purtroppo ahimè diventerà ancora più difficile con Veritas, perché questo sarà da mettersi in conto. Viene il Sindaco, prego. Volevo aggiungere che è una questione tra l'altro anche molto vecchia, perché stiamo parlando di una dichiarazione, come riportato anche dalla sentenza, di un'autoliquidazione relativa al 1991 e di conseguenza, voglio dire, quello che viene chiesto a rimborso i primi anni erano 17, 18, 19 e con conseguenze anche naturalmente per gli anni successivi, per cui sicuramente con Veritas non so se sarà più facile o meno. È altrettanto vero che ci basta anche questa, perché ha detto bene lei, è il Comune che oggi deve in qualche maniera diffondere queste spese, dopodiché faremo le valutazioni del caso. Questioni anche molto vecchie che si ripetono e per le quali evidentemente, voglio dire, un chiarimento andava fatto forse già allora, però insomma presteremo la massima attenzione in questo senso. Se non c'è altro, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche a noi voto favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Grazie, con le premesse di cui prima, ma voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Chiudiamo il Consiglio Comunale e auguro a tutti una buonissima giornata. Grazie.